Io sono insegnante della scuola dell'infanzia e sono nelle graduatorie perché ho passato il concorso ordinario del 2000, però ogni anno invece di guadagnare posti mi vedo sempre passare avanti. Non ci stanno a fare i precari a vita, sono insegnanti che hanno regolarmente vinto un concorso anche 10-15 anni fa, ma che da allora hanno solo trovato posti lontani da casa o di supplenza. Sono gli insegnanti delle scuole pubbliche che protestano contro le ultime decisioni del governo. Oggi a Mestre venivano assegnati 50 posti, ma erano oltre 400 gli insegnanti che speravano di poter accedere a quelle cattedre, a costo di fare anche molti chilometri. Io abito a Zoro Branco, in provincia di Treviso. E dove va a insegnare? Dove è andato in questi anni? In provincia di Venezia, perché ero originario di Venezia io. C'è gente come me che si è fatta anche 4 ore di viaggio al giorno partendo da Venezia pur di lavorare allo Stato. C'è gente che ha passato 2 concorsi e non è ancora di ruolo. Ma perché serviva un concorso alla scuola dell'infanzia quando le graduatorie erano così piene da potersi svuotare solo entro il 2040 con i ruoli dati? A complicare la vicenda l'inserimento in graduatoria di molti insegnanti che vengono dal sud o comunque da altre province e che hanno un punteggio più alto. C'è chi quest'anno, nonostante l'anzianità di insegnamento, ha perso anche 50 posizioni. Precario da sempre praticamente, io ho fatto il concorso nel 90, dunque si parla di ben 24 anni fa, un concorso a cattedra che ho vinto e adesso mi ritrovo appunto ancora che non ho nessun posto di lavoro per il momento perché appunto sono stato sorpassato appunto, tutte le varie persone che sono state aggiunte sulle graduatorie. Possono inserirsi nella graduatoria persone che vengono da altre province o che lavorano alle paritarie, che quindi hanno molto più punteggio di noi, perché comunque noi tappiamo buchi allo Stato magari da 15 anni, io è dal 93-94 che faccio supplenze. Gli insegnanti veneti chiedono così il rispetto dei concorsi effettuati prima del 2012 e protestano contro l'inserimento di chi proviene dalle scuole paritarie, spesso più avanti in graduatoria. Pronti a scendere in piazza perché non ci crediamo, leggetevi il documento, io non voglio che il signor Renzi mi sposti coattivamente di regione. Voglio prima il ruolo per noi delle GAE e non delle paritarie e quindi io resto nella mia provincia che ho scelto rispettando delle leggi.